Signore e signori, Luigi Verde, a show napoletano. Eccoci qua. Buonasera Luigi. Buonasera Luigi. Buonasera. Viviana, ti metti al centro Luigi? Ok. Questo qui lo diamo alla nostra Viviana. Eccoci qua, Giuseppe. al centro. Ecco qui il tuo microfono. Eccoci qua. Buonasera innanzitutto. Luigi, storia di un ciccione che non si sa, che non ci sta a farsi discutere. Ecco, In che senso non ci sta a farsi discutere? ora cerco di spiegarmi meglio. In realtà il riscattaciccioni è un controsenso. Questo è un libro che parla di diversità, in senso lato, non parla solo di persone obese e di pregiudizio, però lo fa in maniera scherzosa. In pratica sono 7 capitoli, c'è un viaggio che affronta questo ragazzo e in pratica durante il viaggio incontra tante persone diverse. Alla fine del viaggio si rende conto che queste persone hanno una diversità uguale alla sua alla fine, anche se hanno, in pratica ci sta una persona che ha gli arti amputati, eccetera eccetera. Ci sono vari tipi di diversità che affronta la cosa. Poi ci sta un capitolino dedicato all'amore, altro all'amicizia, al scherzo, eccetera eccetera. Allora andiamo avanti e Quindi volevo apre proprio dire- una visione ribelle di questo personaggio nei confronti dei pregiudizi. Esattamente, sì. Si ribella al pregiudizio, è un invito ad accettare le diversità, perché oggi poi tratta anche il tema del bullismo. Il bullismo, a mio parere, a mio avviso, parte dalle case, dalle mura di casa nostra, perché noi educhiamo i nostri figli ad essere normali, giusto? Diciamo, ti raccomando, fa quello, fallo anche tu, la stessa cosa. Mentre invece oggi È bisogna... sbagliatissimo, infatti hai scelto una trama davvero interessante, anzi mi Sì. complimento perché mi hai colpito Grazie. profondamente con questa Grazie. Bisogna educare i figli ad accettare le diversità, non siamo tutti uguali, no? Perché hai scelto proprio sicuramente un tema attuale, no? Però perché diciamo hai scelto poi di interpretare tutte queste diversità, interpretare ovviamente scriverle, Certo, perché... e non magari trattare, sai, un tema poetico, romantico, filosofico. Sì. No, è stata una scelta mirata, perché era da parecchio tempo, i libri poi a questo devono servire. Quando hai qualcosa da dire, in pratica lo esprimi, c'è chi lo esprime cantando, chi lo esprime in altro modo, io riesco a esprimerlo in scrittura. Parecchi temi mi stanno molto a cuore e questo libro l'ho dedicato proprio alla diversità, perché di solito adesso sto girando nelle scuole, spesso porto il libro, parlo con i ragazzi e Io credo che sia proprio un tema ottimo da portarle nelle scuole, soprattutto per i ragazzi un po' più piccoli che chiaramente... È giusto, e mi rendo conto che i ragazzi di oggi stanno crescendo senza valori, viviamo una crisi di valore, E penso come la che sia prendono tangibile. quando tu ad esempio parli di... Devo dire la verità, hanno un'intelligenza che è stupenda, mi fanno domande, approfondiscono qualche classe l'ho già letto, in pratica non mi aspettavo, i ragazzi mi facevano domande su dei particolari del libro, per me è stata veramente un'esperienza straordinaria. Senti Luigi, voglio dire, Albatros è la casa che ha partorito questo libro, Gruppo Feltrinelli di Roma, Albatros, Gruppo sì. Feltrinelli di Roma, e volevo dire perché io come pubblico devo comprare il libro di Luigi Verde e non magari un altro libro. Questa è una domanda bella tosta, ci sono ben altri Luigi Verde da studiare e da leggere. No, l'unica cosa che posso dire è che questo libro è diverso. Se tu sei abituato ad una lettura, diciamo, che parla di un solo tema, qua puoi spaziare, ti puoi divertire, pensare, riflettere e allo stesso tempo non perdere mai l'allegria, perché tutto il filo conduttore del libro si mantiene sempre l'allegria. In tutti i Ma capitoli. nel corso dei 7 capitoli c'è una correlazione tra ogni capitolo, nel senso che è una storia Sì. sempre della stessa persona, dico sono vari Sì, lettori. alla fine è un romanzo, sono 7 Quindi, diciamo, capitoli. comunque una catena da Sì, seguire. c'è pure una bella sorpresa nel penultimo capitolo, quando poi finisci l'ultimo capisci il penultimo, però è un singolo particolarità. romanzo,
Sì, Già sì, abbiamo sì. trovato la caratteristica che distingue questo libro da altri. Da- Il colpo di scena, la diversità. Io adesso voglio dire una cosa, Viviana, noi diamo a tutti, no, la possibilità di far comprendere, poi diciamo ecco perché vedi si parla ovviamente essendo una televisione, cerchiamo di dire le nostre opinioni, Certo, io, certo. voi che siete gli autori e Viviana. Adesso ti do diciamo così alcuni minuti, no, per stare con la telecamera e per farti leggere qualcosa che può essere secondo te di impatto al pubblico che sta da casa, magari qualcosa che secondo te è un tratto che può più colpire Già dalla sua spiegazione mi ha invogliato a me personalmente a a leggerlo. leggerlo. Dopo te lo lascio. Di là Ti ne ho portato ringrazio. qualcuno. Solo mi prendi alla sprovvista perché io da bravo scrittore non mi preparo mai nulla, preferisco sempre Giustamente. Questo è il bello della Io perciò l'ho diretta. chiesto. Possiamo. Vai. Ci sta un capitolo che a mio avviso è veramente esilarante, si chiama Il ciccione showman. Prima del capitolo c'è un'introduzione, non so se la telecamera riesce a vedere, c'è un'introduzione prima di ogni capitolo con una massima da me scritta. Alla fine del capitolo diciamo il lettore dovrebbe capire da cosa è partita l'ispirazione della massima. Questo qua, il ciccione showman, capitolo 5, è la timidezza. Non c'è persona più spavalda di un timido che si finge spavaldo. Le persone timide tendono sempre a cercare di non mettersi in evidenza, ma se sono incoraggiate e si sentono al sicuro, sono capaci di tirar fuori tutte le loro potenzialità di socializzatori repressi. Ecco, da qui poi parte Tutto il capitolo. sì, tutto il capitolo che c'è un'esperienza in un ospedale. Allora Luigi, io dico una cosa, io dico alle persone che stanno da casa, no? Noi facciamo questa trasmissione e prendo voi che parlate con la penna, che arriva anche lei al cuore, forse di Sì, più a volte anche di di più. alcune Vediamo parole. a volte dei libri che quando Ah. fanno il film non hai la stessa emozione Emozione. che Non provi è quando hai mai letto il uguale, libro. non è Così. mai uguale. Quindi voglio dire, show napoletano è proprio questo, emozionare il pubblico, però cercare allo stesso tempo di entrarci proprio nel cuore al pubblico. Quindi io ti lascio alla telecamera per dire di acquistare questo libro con un tuo messaggio. Va bene. Cosa dire? Il riscattaciccioni in tutte le librerie, posso solamente chiudere con una frase. La vera normalità è sentirsi liberi di essere se stessi. Complimenti Bellissimo. signori, Luigi Verde e come diceva una grande Sofia Loren a Cattadavilla, mi raccomando, grazie di essere intervenuto, ti aspettiamo quando vuoi, sei il padrone. Grazie. Complimenti. Complimenti e viva la cultura!